Buongiorno da Porto Tolle, buongiorno da Polesine Camerini, siamo davanti all'ex centrale di Polesine Camerini, centrale Enel da Leandro Maggi. Siamo ospiti della UMAS, che è quell'azienda toscana di Firenze che costruirà in questo sito un villaggio turistico all'avanguardia, open air a 5 stelle, bellissimo, e vediamo come si sono sviluppati i lavori di demolizione. Abbiamo già seguito un anno fa circa l'inizio di questi lavori e adesso questa opera imponente, importante, gigantesca, vediamo come siamo messi. Ospiti del direttore tecnico di Human Company Mario Ragnolo, che ci ha permesso di visitare il sito, la visita è stata interessante per farci vedere lo stato dei lavori. Stiamo confrontando le immagini fatte nell'aprile 2022. Allora ai nostri occhi sembrava, oltre che essere un'impresa titanica, impossibile da realizzarsi in tempi così stretti. Visto oggi il termine delle procedure di decommissioning, parola inglese che vuol dire sostanzialmente smantellamento, ma in inglese fa più figo, che i tecnici hanno fissato a marzo 2024, è quanto mai realistico, in attesa di una decisione per il destino della ciminiera. La mattina era cominciata nella sala consigliare del comune, ospiti del sindaco Pizzoli, del vice sindaco Crepaldi e del presidente del consiglio comunale Bergantin, una delegazione di Human Company, Lorenzo Lombardo, Rosanna Dell'Era, il direttore tecnico della stessa società Mario Ragnolo e il project manager, che tradotto vuol dire responsabile del progetto, Alessandro Vendramini. Lo stesso Vendramini ha sottolineato: è già stata formalizzata la proposta per la trasformazione urbanistica, depositato mesi fa il progetto preliminare, ora si attendono 2 fasi. Una prima più lunga che richiederà dai 9 ai 12 mesi, ovvero la caratterizzazione ambientale a supporto della VAS, valutazione ambientale strategica, e una più rapida per la verifica della compatibilità idraulica ai sensi del piano di gestione del rischio alluvioni 2021-2027 dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Ciò consentirà di giungere alla presentazione di un piano definitivo. La fase quindi del rogito tra Enel e Human sarà quindi determinata dall'esito di queste proposte. Altro punto che Vendramini ha voluto spiegare ha riguardato la bonifica del sito. Consisterà in un riporto di 1,5 metri di terreno su tutta l'area, non esistendo nel sottosuolo, dopo accurate indagini, materiali che potrebbero inquinare la falda o quant'altro. Nella nostra visita il responsabile, il dottor Ragnolo, ci ha mostrato uno degli attrezzi Monster che hanno impiegato in quest'opera. Qui siamo davanti a una gru acquistata appositamente per lo smantellamento del sito, una gru gigantesca che raggiunge fino a 140 metri d'altezza e del costo di 5 milioni di euro. Nell'intenzione dei progettisti anche la costruzione di 2 darsene ad uso sia dei clienti del futuro villaggio che di utenti esterni e piste ciclabili che saranno presenti in tutti i 270 ettari del sito. Qui siamo davanti a Sua Maestà la Ciminiera, 250 metri d'altezza, l'opera in muratura più alta d'Italia, 60 metri di diametro alla base e 40 metri in cima. Normalmente in giornate di normale visibilità si può ammirare tranquillamente la Croazia. All'interno i 4 camini, che in ogni caso verranno smantellati, un montacarichi che fa da ascensore e che in 9 minuti può far raggiungere la cima. Nell'ultima parte però c'è una scala per uscire all'aperto. O in alternativa la scalinata con migliaia di gradini che normalmente comporta un tempo di salita di circa 1 ora. Considerazioni finali dopo questo tour. C'era scetticismo sulla reale possibilità di riuscire a smantellare un'opera così imponente come la centrale Enel di Polesine Camerini. Però a fronte di queste immagini le scadenze che i manager di Human Company si sono prefissati sembrano realistiche. Sperando che anche la burocrazia sia così solerte, penso che un'opera di questo genere, in rispetto del nostro territorio come ha garantito Human Company, e con un progetto e una missione di plein air come descritto in più incontri, che garantirà tra l'altro centinaia di posti di lavoro e un indotto interessante per tutto il Delta, farà del bene a questa terra unica e magica.